Come sempre con Antena 3 mercoledì ricomincia anche in questa parte della stagione il nostro appuntamento insieme alla CGIL risponde, fisco alle scadenze autunnali, quindi adesso dobbiamo capire anche l'evoluzione che come sapete di minuto in minuto, di pomeriggio poi il premio incaricato di Mattarella, ma questo è altro tema. È vero che quello che decideranno poi nelle prossime settimane, dovesse poi ormai è fatta nascere un nuovo governo, avrà ricadute anche sul fisco in base alle decisioni, la legge di bilancio che dovranno immediatamente scrivere in queste settimane. Allora torna il Dream Team, saluto e ringrazio Monica Giomo, buongiorno, bentrovata Monica. Buongiorno a voi. Amministratore delegato del servizio di Treviso SRL. I responsabili fiscali invece Giuliana Maffei, bentrovata Giuliana. Buongiorno. E Graziano Basso. Buongiorno. Pochi fogli devo dire, Sì. Batte la fiacca, non ha un ballone. Non ancora. Non ancora. Non c'è ancora. Non ancora. Dobbiamo aspettare appunto che si pronuncino, ormai i giochi sono fatti. Allora, 0422 16 26 798 per intervenire in diretta, quindi lo potete fare, chiamate se avete dubbi, domande e su quello che è il tema della giornata, cioè le scadenze. Cosa dobbiamo dire, Monica? Ma allora, io vorrei intanto ricordare che dopo una breve pausa estiva, e come hai anche un po' annunciato tu, chiaramente ci dobbiamo un pochino tarare e guardare questo autunno anche in vista della costituzione di questo nuovo governo e delle decisioni che verranno assunte, e anche sul fronte chiaramente del fisco attendiamo fiduciosi che il tutto, insomma, le decisioni che verranno assunte guardino a una maggior, sempre più tutela dei cittadini, cercando di agevolarli il più possibile sotto chiaramente i punti di vista detrazioni, deduzioni, il mantenimento anche di ciò che eventualmente nel corso degli anni tutto sommato è stato portato a casa. Per quanto ci riguarda abbiamo concluso un periodo, diciamo al 23 di luglio, della cosiddetta campagna fiscale con la predisposizione dei modelli 730. Anche quest'anno chiaramente la nostra struttura ha goduto, insomma, di un numero sostanzioso di persone che si sono rivolte a noi, tra iscritti e non iscritti, e stiamo già lavorando chiaramente, ci siamo un po' dimenticati del periodo di vacanze perché di fatto siamo già proiettati, voglio dire, nel cercare di trovare soluzioni diciamo sempre più puntuali e favorevoli appunto a chi si rivolge a noi, anche sotto il profilo ad esempio della prenotazione, degli appuntamenti. Chi lo desidera, noi ci prendiamo un po' per tempo, e quindi è già possibile fin d'ora prenotare un appuntamento per la prossima campagna fiscale, e quindi per la dichiarazione dei redditi del prossimo anno. È possibile chiaramente tutti i giorni prenotare un appuntamento per fare l'ISEE, per fare eventualmente le dichiarazioni integrative, quindi insomma adempimenti fiscali di cui magari Graziano e Giuliana ne parleranno. Avete avuti molti anche sul fronte ATER con le modifiche che ci sono state? Sì, la questione ATER indubbiamente, insomma, ne abbiamo sentito parlare ampiamente in questi giorni, e grazie anche al SUNIA CGIL, allo SPI CGIL, insomma ci siamo dati un po' da fare per cercare anche lì di andare incontro e di tutelare i cittadini, tenendo conto delle norme che la Regione, chiaramente con gli aumenti, insomma tutti sanno della questione aumenti affitti delle case popolari, e per quanto ci riguarda il risvolto è la predisposizione dell'ISEE naturalmente, per poi consentire all'ente di ottenere quel valore particolare appunto che determina poi l'adeguamento del canone. C'è l'ISEE Università, insomma la ricaduta sì c'è stata chiaramente, ma di per sé noi abbiamo notato che quest'anno, forse per l'introduzione a marzo del reddito di cittadinanza, molte persone si erano già un po', diciamo, prese per tempo, e a inizio anno si sono già, diciamo,
organizzate, no? per Certo, fare ora l'ISE, ecco, per ottenere questo valore che di fatto serve non solo per magari quello specifico contributo che in quel momento magari uno pensa di poter ottenere, ma di fatto poi se attraverso appunto i nostri sportelli uno passa, gli possiamo fare una carrellata magari di quelli che possono essere sconti, benefici di cui può godere e magari manco lo sa, insomma, certo, ok, perché usufruendo bisogna esattamente di quella Tra attestazione l'altro adesso ISEE. bisogna vedere cosa succede, no? Cosa decidono. Esattamente. Sempre altro tema, però, sì, per però esempio è molto legato. dei due interventi bandiera, reddito di cittadinanza, la sicurezza, reddito di cittadinanza e quota 100, cosa teniamo, cosa lasciamo? gli analisti dicono che insomma, quota 100 potrebbe essere quello che per esempio non viene rifinanziato, no? sì, Quindi certo. anche poi nelle domande che fanno allo SPI, ai patronati, no? Molti di quanti ci hanno seguito in questo anno. Allora 0422 16 26 798, mentre per il reddito di cittadinanza sappiamo che la quota PD invece pensa più a un reddito di inclusione così come avevano introdotto loro prima e invece poi è stato cambiato, ma bisogna vedere se il Movimento 5 Stelle lascia su quello. Di cosa ci parli oggi, Giuliana? Ma parlerei in generale dell'ISE del momento, che è l'ISE Università. Diciamo che l'ISE in ogni momento dell'anno, come anticipava appunto Monica, ha le sue particolarità. Stiamo ancora lavorando comunque con reddito di cittadinanza perché ci sono ancora soggetti che si recano nei nostri uffici per fare l'ISE e la domanda di reddito di cittadinanza. Molti sul reddito di cittadinanza ci vengono a chiedere chiarimenti perché non hanno ricevuto l'SMS, perché magari gli è decaduta la domanda e non capiscono bene ancora ad oggi qual è l'iter per poter avere questo contributo. Una novità di oggi riguarda l'ISE di per sé, la DSU, dopo parleremo anche, magari vi aggiornerò un attimo per quel che riguarda l'ISE Università, perché le attestazioni ISE rilasciate oggi riportano data scadenza 31 agosto 2020. Noi ci eravamo lasciati... Sì, perché avevamo detto che dovevano essere 2 ISE nell'anno, poi avevamo detto che non era più però così. Infatti non era più così, però diciamo che ad oggi non è ancora stata, fra virgolette, ufficializzata la cosa. Se ne parla nel decreto crisi del 6 agosto, che però non è ancora stato pubblicato. La cosa è ufficiale, anche se non c'è ancora stata la pubblicazione, solo che ci cade in fallo l'INPS stesso, pubblicando delle attestazioni elaborate di DSU, quindi ISE, elaborati nel mese di settembre con scadenza 31 agosto 2020. L'informazione che ci arriva dal nazionale dice di attendere un attimo prima di rilasciare le attestazioni con questa data ai cittadini che si sono recati dai nostri uffici, in attesa che l'INPS modifichi la data a queste attestazioni, perché poi induce il cittadino in errore. Magari aspetta il prossimo anno e perde dei benefici perché l'ISE effettivamente la scadenza è quella del 31 dicembre. A richiamare l'attenzione di quanti utilizzano l'ISEE e lo stesso INPS, l'istituto segnala che gli ISEE finora rilasciati non sono scaduti il 31 agosto scorso. No, tutti il 31 dicembre. Anche se così è scritto nell'attestazione. Questi documenti sono ancora validi automaticamente per il resto dell'anno e fino al prossimo 31 dicembre. Pertanto i singoli, le famiglie interessate ad una qualsiasi prestazione sociale agevolata non dovranno rinnovare in questo mese. No? Il rinnovo, come pure una nuova domanda, devono essere presentati il prossimo anno, a partire dal 1° gennaio. C'è una pubblicazione in attesa comunque che venga, come si dice, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL Crisi. Il 20 di agosto l'INPS nel suo portale aveva pubblicato un'informativa dove diceva tranquilli, cioè parla proprio di tutti i passaggi, il DL 147 del 2017 fa tutta la storia normativa, alla fine comunque dice che tutti gli ISE fatti in corso d'anno scadono il 31 dicembre e poi dice dal 1° gennaio 2020 tutte le DSU che saranno rilasciate da correre da tale data scadranno il 31 dicembre 2020, quindi mi cancella tutte le novità che erano state introdotte prima col DL 147 poi col decreto del reddito di cittadinanza che diceva che la nuova scadenza dell'ISE sarebbe stata il 31 agosto. Diventa un ulteriore problema, il 31 agosto sarebbe un ulteriore problema perché comunque da quest'anno la scadenza del modello redditi è il 30 novembre, quindi non aveva senso
Allora, la scadenza del 31 agosto prevedeva che dal 1 settembre si doveva elaborare il modello ISEE con i redditi aggiornati, quindi quelli ultimi. Se fosse Quindi andato... tu prima però hai detto 31 agosto 2020, cioè di quelli Sulle appena... attestazioni riporta questo, ma effettivamente quelli fatti oggi, ieri e l'altro ieri scadono il 31 dicembre. Tutti... 2020. 2020, Sì. 2020 però, Sì, sì, ecco 2020. questo. Rilascia l'attestazione e non ha fatto l'aggiornamento della stampa della data corretta, doveva mettere 31/12 ecco. Aveva già 2019 invece che impostato 31 questa data. Diciamo, per non sprecare carta, No, no, nella ironizzo. procedura, siccome viene prodotto un file telematico dall'INPS, che è l'attestazione, il calcolo ISEE vero e proprio, con questo rilascio praticamente da inizio settembre doveva essere già configurata la scadenza del 31/12/2019. Adesso Come 2019, fatto adesso, capito. quelli da 31/12 gennaio. 2019, perché è sparita la scadenza di agosto, di conseguenza 1/1/31/12 sempre, che io la Come faccia in prima. qualsiasi parte dell'anno, anche che la faccia a giugno, scade sempre il 31/12. Se io per assurdo faccio l'ISEE il 15 di Sì, però dicembre, scusa, chi l'ha scade fatto? il 31/12. Come dice Giuliana, chi è andato negli uffici stamattina l'ha fatto stamattina? Il 31 dicembre? Il 31 Di quest'anno? dicembre. Sì. Però il È quello il documento che problema. gli fuoriesce Mentre l'INPS ha una data che non è corretta. non è comunque corretta. Probabilmente avevano preimpostato e quel povero disgraziato che doveva cambiare la data si è dimenticato. Può succedere. E lui immagino. A livello nazionale. Dico così proprio. Però è un bel macello, no? Perché probabilmente molti ve l'hanno chiesto, non sanno, dovete spiegarlo voi, no? Ogni volta che... Ma c'è ancora il dubbio, poveri, che vengono convinti che dovessero rifarla col 1 settembre con i redditi aggiornati perché scadeva il 31 agosto. Noi è 2 o 3 giorni che abbiamo diverse persone che vengono nei nostri sportelli per rifare sto benedetto ISEE. Invece tu gli dici no, non dovete Non rifarlo, serve rifarlo, è valido fino al però 31 scade a dicembre. dicembre. Il 31 Quindi fra pochi dicembre, mesi. sì. Questo è il concetto. Allora, 0422 16 26 798, c'è una telefonata. Poi dobbiamo già andare in pubblicità, però sentiamola. Pronto? Buongiorno dottor Avarino, sono Giusi. Giusi, come sta? Bene. Prego, Spero ci dica, almeno. ci dica tutto. Ah, siamo sicuri noi. Allora, vorrei fare una domanda ai 3 signori là, fiscalisti. Ricordo adesso i nomi perché sono anche in 3. Siccome ho mio fratello nella struttura di Roncade, città di Roncade, ospite, la casa di riposo diciamo, e hanno fatto, il medico di questa casa di riposo ha chiesto una visita a mio fratello, che venga il dermatologo lì nella casa di riposo, già da 3 mesi, non hanno risposto, poi loro hanno chiamato ancora e hanno detto che non possono più mandare i dermatologhi a Roncade perché il dottor Benazzi ha tagliato, insomma. Allora io devo chiamare quelli dell'Auser, sempre che devi dare qualcosa, non puoi andare lì Per il perché loro trasferimento? sono volontari e le diamo sempre qualcosa. Certo. E io vorrei sapere se loro possono fare qualcosa, oppure devo andare da Benazzi, dal direttore Benazzi, perché a questo punto chi ha un soldo può anche chiamare l'Auser di trasporto, perché lui è seduto in carrozzina e deve essere quell'auto lì adatta, elettrica, che tira su e giù la carrozzina. E quelli che non hanno niente, ma cosa fanno? Aspettano cosa? 3 mesi che hanno fatto domanda per un dermatologo dell'ospedale. E il dottor Benazzi ha tagliato anche quello, sì che noi dobbiamo portarlo a Treviso in dermatologia, avanti e indietro a spese di mio fratello. Guardi, E io- allora proviamo sì. a informarci anche noi, Giusy, perché mi sembra un Sì. po' strano No, per i altrimenti devo tagli andare di da Benazzi. Benazzi, senz'altro, allora- non posso aspettare queste cose qui, perché Certo, c'è gente poi che non può l'Auser- neanche, che non c'ha neanche un euro. Giusy, lei si ricorda, l'Auser spesso anche il nostro ospite racconta anche di questo servizio di volontariato di fatto, no? Quindi perché esatto, non beneficia, è volontariato Esatto. e quindi chiaro, magari lì in quel caso è un'offerta che lei può
scegliere di lasciare all'associazione. Ci informiamo, Giusy, perché comunque è una segnalazione anche interessante e cerchiamo in questi giorni di capirla col direttore Benazzi, va bene? Va bene, io spero che voi magari possiate fare qualcosa, insomma, ecco, perché altrimenti devo andare da Benazzi, perché non si può a nostre spese ogni mese, mese e mezzo così che devo... Chiaro, i trasferimenti. Va bene, Giusy, grazie, buona giornata. Ci fermiamo pochi istanti e poi torniamo con altre novità. Andiamo. Allora, ore 13, vi ricordo ancora 0422 1626 798 per intervenire in diretta, chiamate. Graziano, siamo a te, cosa ricordiamo oggi? Beh, ricordiamo innanzitutto che le scadenze fiscali per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi sono state posticipate, col decreto crescita sono state posticipate, non sono, la presentazione della dichiarazione redditi persone fisiche non è più il 30 di settembre, bensì il 30 di novembre. Che essendo di sabato fa sportare il termine al 2 di dicembre. Questo sembra una cosa sciocca, però come diceva prima Giuliana, incide molto anche sulla determinazione dell'ISEE, in quanto se restavano i vecchi termini rimanevano scoperte le persone della dichiarazione, per cui l'INPS nell'erogare le attestazioni ISEE non poteva più fare il controllo simultaneo se tutti i redditi erano stati dichiarati oppure non riusciva a mettere correttamente i redditi all'interno dell'attestazione ISEE e si sarebbe tornati indietro al vecchio sistema di autodichiarazione, per cui faceva saltare un attimino il sistema. Assieme a questa proroga di questa data, per cui tutte le persone che non hanno ancora potuto adire al 730, per cui recuperarsi i loro soldini, non è che sia tutto perso, o se devono fare la dichiarazione dei redditi perché sono stati impossibilitati o si sono accorti di avere 2 certificazioni di reddito per cui hanno un obbligo dichiarativo, possono farla entro il termine del 2 di dicembre, normalmente pagando una sciocchezza che è il ravvedimento operoso, parliamo di un 3% che non va a incidere più di tanto all'interno della determinazione dei tributi. Se invece è a credito viene assicurato il credito senza nessun tipo di sanzione. Poi trascorsa la data del 2 dicembre, l'ultimo termine utile per presentare la dichiarazione dei redditi diventa il 2 di marzo 2020, perché sono i 90 giorni dopo il 2 dicembre. Una volta, fino a 2 anni fa, il termine ultimo era il 31/12 dell'anno, punto stop. Adesso si riesce ad andare sino al 2 di marzo del 2020. Con quella aggiuntina, diciamo, con la spesa in più. Si paga la spesa in più che è prevista fino al 2 di dicembre, più un 25 euro di sanzione per tardiva presentazione. Il 25 euro è fisso, è una sanzione fissa, perché dice va bene, non hai presentato la dichiarazione nei termini, entro 90 giorni ti ravvedi, per cui provvedi all'adempimento, e ha messo la sanzione praticamente di 25 euro. Sarebbe la riduzione a 1/10 della sanzione originaria di 250 euro se tu non hai imposte da pagare. Praticamente dà questa opportunità. Queste sono le due scadenze, questa è la scadenza praticamente più importante, perché la dichiarazione dei redditi, se io ho fatto la dichiarazione dei redditi, allora ho diritto ai benefici, allora posso presentare l'ISEE, allora posso avere l'agevolazione per il RED della pensione, perché la formula principale, io posso adire a qualsiasi tipo di beneficio se ho correttamente dichiarato i miei redditi, ho fatto la mia dichiarazione correttamente, a prescindere dagli oneri, da quello che posso avere, ma se ho adempiuto a tutti gli obblighi di legge dal punto di vista debitorio, 2C1 non conguagliato, quello che dovevo rifonderlo allo Stato. Poi un'altra scadenza che è stata spostata dal decreto crescita, noi eravamo abituati a fare la dichiarazione in mutasi al 30 di giugno. La dichiarazione in mutasi era una cosa che era rimasta per tutte le variazioni che avevo avuto sugli immobili e sui terreni l'anno precedente, che incidevano sulla determinazione del tributo in mutasi. Fino all'anno scorso questa dichiarazione era obbligatoria entro il 30 di giugno. Questa scadenza è stata prorogata al 31/12, per cui chi non l'ha fatta è ancora in tempo per farla. Ricordo che... Lo deve fare chi? Cioè, per esempio... Allora, per esempio, se io facciamo il caso tipico, ho comprato casa, ho ristrutturato casa,
A seguito della ristrutturazione, dell'inizio lavori della ristrutturazione, quell'edificio viene smantellato e diventa un'area edificabile dal punto di vista del comune, ok? Perché non ha più la struttura, perché deve essere, che ne so, demolito e ricostruito. Facciamo l'esempio più eclatante. Quando poi vado a riportarlo come unità immobiliare, perché ho finito i lavori, certo, queste variazioni vanno tutte dichiarate al comune, perché pur avendo l'ufficio tecnico questo tipo di informazioni, non ce l'ha l'ufficio fiscale. Siccome pagare l'Imutasi come area edificabile, pagare l'Imutasi come fabbricato finito chiaro, c'è una bella differenza, certo. ma variano anche le aliquote da applicare, le condizioni per il pagamento. Bisogna dare la notizia al comune: guarda che io ho pagato di meno o di più per questo motivo, o semplicemente se mi è variato, sono proprietario di un'area edificabile, fino all'anno scorso valeva 200.000 euro, col piano regolatore nuovo me ne vale 300, io ho l'obbligo di dichiararlo e devo pagare sui 300, che è il valore all'1/1 dell'anno in cui io effettuo il pagamento. La dichiarazione di Imutasi sembra uno scherzo, però è pari, la sanzione è pari all'imposta non dovuta, con un minimo di 250 euro, per cui ha il suo peso, la sua valenza, per cui è necessario che nei casi in cui ricorre provvedere alla cosa. Dopo, noi siamo disponibili per provvedere a fare tutta la pratica anche per quanto riguarda la dichiarazione Imutasi, perché per noi è conseguenziale, gestendo la posizione Imutasi della persona. Scusami Graziano, poi c'è una telefonata. Questo succede ogni volta perché l'ipotesi che una città cambia un piano regolatore? No. Sì, perché quando cambia il valore... Quando la città cambia il piano regolatore, tutti i cittadini devono stare attenti. Quando paghi gli Imutasi, per esempio sull'area edificabile, tu devi dichiarare ogni anno il valore all'1/1. Devi sapere quale valore ha la tua area edificabile all'1/1. Perché non è solo il piano regolatore preso così, perché l'area edificabile può avere delle condizioni di favore, per cui gli viene abbassato il valore perché magari passa l'elettrodotto, è viziato da una servitù di passaggio, oppure avere delle condizioni di maggior soprattutto per valore. abitazioni singole, allora. Abitazioni singole, oppure parti di giardini che non vengono integrati, parti di giardini attigui che non vengono attaccati alla casa, o semplicemente quando faccio una ristrutturazione un po' pesante che mi riconduce l'immobile a area edificabile. Allora, sentiamo la telefonata da casa, pronto? Pronto? Buongiorno signora, prego. Sono Giovanna, chiamo da Ponte di Piave, sono collega dei signori presenti, faccio parte dello Speedy Ponte. Bene, Io non so, era interessante che quello che stava dicendo Graziano adesso, perché sono coinvolta direttamente. In ogni caso, volevo un attimo parlare con o la Monica o l'altra signora che non mi ricordo. Giuliana. E la Giulia, ecco, perché in pratica domanda di questa mattina di una signora. È una signora che vive nelle casate, teoricamente adesso le è arrivato l'aumento, con l'ISEE presentato naturalmente, soltanto che lei allora era incavolata perché dice questo: io l'anno scorso ho ricevuto in eredità dei soldi da mia madre, sono andata a incrementare il mio conto in banca, adesso se io li tolgo adesso li dono ai miei figli e così mi si abbassa in automatico il discorso della retta dell'ATER. Però io le ho, a parte che le ho detto che magari venerdì o i prossimi giorni, o venerdì questo o venerdì l'altro, che c'è la Lisa qua a Ponte, può passare dalla Lisa e farsi spiegare bene. Però ho detto ormai l'ISEE che hai presentato, quei soldi ci sono e per quest'anno c'è niente da fare, questo. sì, chiaro, perché ISEE è 20.000, no, per le nuove. Poi col prossimo ISEE andrà a modificare il tutto. Comunque in ogni caso resta d'accordo che passerà anche dalla persona competente che verrà qua a Ponte. Graziano, me lo puoi passare un secondo solo? Sì, è qui, tra l'altro stava già rispondendo Giovanna, perché... Giovanna, scusa. Ascolta una cosa. Tu che adesso parlavi Imutasi. Sì. Allora, no, aspetti Giovanna, perché ha ragione, Giovanna, se mi sente, aspetti, perché risponde anche su questo nodo ATER ISEE che è fondamentale in questo momento. E ora abbiamo scoperto che non solo chiamano i telespettatori, ma anche i vostri colleghi che hanno bisogno di sapere da voi delle precisazioni, quindi è fantastico. Allora, aspetti, è stata una domanda, ascolta Giovanna, scusa. È stata una domanda che mi è stata posta infatti, fuori, guarda, è utile, ha fatto benissimo e ci aiuta anche nel dibattito, però aspetti qualche istante in linea, poi fa la seconda domanda, prego. È stata detta un'inesattezza, perché per esempio se adesso questa persona
toglie, dona i suoi beni ai figli, non è che con l'anno prossimo sana la posizione, perché i soldini che ci possono, il patrimonio mobiliare, incide ancora sull'ISEE che verrà presentato l'anno prossimo, perché si chiede il patrimonio il 31/12 e la giacenza media del 2019, per cui nella giacenza media per buona parte dell'anno risulterà questo capitale. Ci sono ancora. Per cui è un po' un gioco che lascia il tempo che trova. In ogni caso dopo io l'ho indirizzata venerdì c'è la Lisa, oppure venerdì questo ho detto che ci sarà un po' di confusione. Uno dei prossimi venerdì passa dalla Lisa e si fa spiegare ben bene tutto il dettaglio. Ma adesso Giovanna lo sa anche lei, è preparatissima. Allora Giovanna, però poi dobbiamo dare spazio anche ad altri, quindi le chiedo, Flash cosa voleva chiedere sulla seconda invece? Imo e Tasi. Sì. Allora, io sono coinvolta direttamente per il semplice fatto che sono erede di case e terreni che mi hanno lasciato, che sono rimasti dei miei. Siamo 4 eredi. Sì. Adesso però la casa e il terreno sono in fase di vendita. Quel discorso che lui ha fatto è da tenere in considerazione comunque? Allora, no, nel senso che questo tipo di variazione, la prima, per come è pervenuta, c'è la successione che fa da dichiarazione in mutasi, per cui viene presentata una copia in più della dichiarazione di successione per ogni comune sul quale insistono gli immobili, e là hai già assolto la tua incombenza in qualità di erede, ogni erede ha assolto la sua. La stessa cosa avviene con l'atto notarile di vendita, perché viene comunque consegnata una quota, un'ulteriore copia dell'atto al fine di assolvere a questo adempimento. La dichiarazione in mutasi è limitata, è quando per esempio si fa o si impone un diritto che non è trascritto tramite un atto pubblico, oppure non c'è un atto pubblico di mezzo, come citavo prima, una ristrutturazione oppure un cambio di valore. Per esempio, l'unico caso in cui devo, a seguito di un atto notarile, fare comunque la dichiarazione in mutasi è se nell'atto notarile di acquisto di un'area edificabile viene dichiarato 120 da perizia e invece dal punto di vista catastale, comunale, c'è un valore un po' più alto. Quello eventualmente dovrà essere confermato con la dichiarazione in mutasi, è l'unico caso l'area edificabile e gli immobili di ristrutturazione. Bene Giovanna. Benissimi colleghi, buon lavoro, ciao. Grazie a lei, buona giornata, ci fermiamo a pochi istanti, vi aspettiamo. Ore 13, allora 0422 1626 798, altre scadenze anche per i pensionati dobbiamo ricordare? Sì, volevamo ricordare esattamente che in questo periodo l'INPS si è un po' preso in anticipo quest'anno, devo dire, e i pensionati che usufruiscono di prestazioni aggiuntive come la pensione di reversibilità, l'integrazione al minimo, pensione sociale, assegni sociali, sono interessati, diciamo, ecco, per chiarire alla compilazione della famosa dichiarazione che si chiama RED, in questo caso RED 2019, oppure delle dichiarazioni di responsabilità. I CRIC, i CLAV sono degli acronimi che le persone ormai che sono abitualmente coinvolti da questa cosa li conoscono. Ecco, noi siamo già operativi, nel senso che è possibile fissare l'appuntamento per gestire questa pratica, quindi rivolgendosi alle nostre sedi. Da stamattina di fatto siamo operativi anche con il collegamento con l'INPS, perché ci è appunto stata data questa comunicazione proprio questa mattina, e possiamo di fatto scaricare la stringa, quel codice che consente sostanzialmente a noi di poter elaborare la pratica e che l'INPS stesso ci fornisce. Quindi se un pensionato è coinvolto da questo tipo di prestazione, tranquillamente noi possiamo accedere al sito dell'INPS senza problemi. Ricordo che nelle carte che eventualmente arrivano a casa, in questa comunicazione c'è una scadenza che è febbraio 2020, quindi
di fatto voglio dire le persone si possono rivolgere e prendere appuntamento, oltre ai RED ordinari arrivano anche i solleciti che sappiamo avere una importanza in più, perché naturalmente nel momento in cui arriva quel tipo di documentazione bisogna assolutamente rispondere, perché non rispondere a un sollecito vuol dire in qualche misura poi bloccare la prestazione che riceve. Noi chiaramente lavoriamo in stretta sintonia con lo SPI della CGIL e quindi tutta la rete di colleghi di Paolino Barbiero che in qualche misura ci aiutano nel territorio a gestire e a dare questo servizio naturalmente in tutti i recapiti. Cosa volevate aggiungere qualcosa? Sulla compilazione? L'ISE che avevo anticipato prima, l'ISE Università, poi mi sono persa sulla scadenza. Niente? No, sul RED l'unica cosa, come ha già detto Monica, è l'importanza dei solleciti che hanno una scadenza diversa di 60 giorni, mentre il RED ordinario ha scadenza a febbraio, il sollecito arriva a comunicazione a casa. Mi arriva anche la scadenza, ma a volte, a volte arrivano ancora con la busta chiusa, non la aprono i soggetti pensionati che la ricevono. Quando si riceve una comunicazione dell'INPS, aprirla tempestivamente e telefonare a prendere appuntamento e non aspettare magari gli ultimi giorni, perché poi magari noi facciamo il possibile per far quel che c'è da fare, però a volte potrebbe essere che l'ultimo giorno siamo a corsi o che chiusi, non aspettate l'ultimo giorno. Scusami Graziano, mi ha colpito, tu dici chiunque ricevano pensionati una busta di qualsiasi tipo, INPS eccetera, la apri, chiamare sempre? Allora sì, perché sempre in questo periodo, assieme tra le tante cose che stanno arrivando, ci sono i controlli dell'Agenzia delle Entrate, per cui c'è il malcostume ancora molto usato di non andare a ritirare la raccomandata perché c'è la busta dell'Agenzia delle Entrate, perché non si sa, anzi si crede che non ritirando la raccomandata l'Agenzia delle Entrate non abbia la possibilità di far partire l'azione successiva, che può essere la cartella o il pignoramento. Fate bene attenzione a quello che sta dicendo Graziano. Limita molti tempi d'azione, tante volte si trovano persone che hanno il pignoramento. Cioè limita i miei poteri di azione. Il potere di difendermi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, perché gli stadi sono 3. 1. L'avviso bonario. È una comunicazione innocua nella quale l'Agenzia delle Entrate ti dice: guarda che non mi torna un versamento, non mi tornano dei documenti, mandami dei documenti, e se la rispondi entro 30 giorni la cosa molto spesso si chiude. Se c'è l'irregolarità te la puoi mettere a posto prima che venga definita da parte dell'Agenzia delle Entrate e la cosa si chiude lì. Se io non prendo quella prima comunicazione, passa il secondo grado dell'Agenzia delle Entrate, diventa una cartella esattoriale. Là posso ancora agire, però se non vado a ritirarla, giustamente, non vado a firmare per la notifica, comunque passa, perché la mancata notifica è considerata notifica per legge, per quanto riguarda i provvedimenti di questo tipo. Giustamente, se no lo Stato non recupererebbe mai il maltolto. Poi, terzo stadio, il pignoramento. Per cui sei già talmente avanzato che fai fatica a recuperare e hai perso i 60 giorni di tempo del ricorso, non puoi più costruire una difesa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, qualora ci fosse bisogno, oppure non hai più la possibilità di presentare il documento mancante e cosa fai? Presumibilmente si arriva al pignoramento in quanto tempo? Diciamo a questo terzo stadio? 1, 2, 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo. 2 anni e mezzo, però tante volte sono lì, cioè le buste rimangono lì, ce ne sono però avete sentito, è molto chiaro l'appello ad attenzione da parte di Graziano, cioè se c'è un avviso di giacenza, adesso c'è il timore in questo periodo che siano i controlli, la Guardia di Finanza eccetera, bisogna andare a prenderlo perché primo non cambia niente, secondo può essere migliorabile, no? Quindi l'azione la fanno comunque. Avete la possibilità di intervenire e di correggere. E pagare molte meno sanzioni e molte meno interessi. Allora, ha ragione Giuliana, avevamo parlato di ISEE universitario, poi non abbiamo più detto nulla, avevamo solo accennato, cosa dobbiamo dire? No, l'unica cosa che mi premuravo di ricordare è che quest'anno, forse proprio in virtù della presunta scadenza del 31 agosto, molte università hanno anticipato
di un mese o comunque hanno anticipato le scadenze per fare la richiesta a benefici. Quindi mi sento di dire a tutti coloro che sono studenti universitari oppure che hanno studenti universitari nel nucleo di premurarsi di andare a verificare nel sito dell'Ateneo, dell'università, se sono state anticipate le scadenze, eventualmente quali sono le nuove scadenze, perché se no possono incorrere a presentarlo in ritardo e quindi a dover pagare una mora nel caso di riduzione tasse o esonero, oppure nella borsa di studio quando è scaduto il bando non ci sono more che tengano, non si può più fare la domanda e basta, anche per i posti alloggio e quant'altro. Quindi bisogna fare molto attenzione, andare a verificare nel sito dell'Ateneo quali sono le scadenze. Noi elaboriamo l'ISEE Università, la domanda, a parte l'ergo che sono le emiliane, non facciamo domande di richiesta a beneficio, quindi si devono organizzare autonomamente gli studenti universitari a fare la domanda nel sito dell'università. E niente, bisogna che lo studente o uno dei familiari che si recano nei nostri uffici ci dica preventivamente che l'ISEE serve per fare una richiesta di benefici universitari, perché se l'ISEE non è proprio fatto come ISEE Università non ha diritto. Posso chiedere che differenza c'è? Poi sentiamo la telefonata, allora, perché poi dobbiamo compilare l'ISEE, ogni volta ce n'è uno diverso. Sono però, tutti diversi. Sono 4 tipi di ISEE, giusto? 5 con l'ISEE corrente. C'è l'ISEE ordinario che posso richiedere dei benefici per la casa, i vari bonus e quant'altro. C'è l'ISEE minori che mi serve per fare domande di benefici rivolte ai minori, che può essere dal bonus bebè non mi viene in mente, anche l'RDC, reddito di cittadinanza, se ci sono minori. In questo? Ah, no, sì, okay. No, se ci sono minori serve un ISEE minori. Questo è venuto in corso d'opera, non so quelli fatti prima con l'ISEE ordinario che fine faranno. Allora, nell'ISEE minori io devo considerare anche i redditi dell'altro genitore che non è nel nucleo, se i due genitori non si sono mai sposati e non sono conviventi. Okay. E non sono conviventi. Sì, quindi è fuori se fossero Pensiamo conviventi insieme. Ok. ISEE ordinario, ISEE minori, dopo ti spiego l'ISEE Università è come l'ISEE minori, ok? Devo considerare l'altro genitore che non è nel nucleo, è un po' più particolare l'ISEE Università, dopo magari approfondisco. L'ISEE sociosanitario, ok? E l'ISEE corrente. L'ISEE sociosanitario la differenza tra ordinario e corrente? Poi sentiamo la telefonata. Ordinario e corrente. Allora, intanto per fare il corrente devo avere già un ISEE ordinario attestato, ecco. Se no non posso farlo. Poi devo avere, ha una scadenza di 2 mesi, ok? Adesso forse da gennaio cambierà, però prendiamo il forse. Ha una scadenza di 2 mesi e lo posso fare quando ci sono delle variazioni lavorative. Okay? Cessazione per dimissione o licenziamento di un rapporto di lavoro. Poi chiamiamolo un aggiornamento, posso dire? Cioè l'ISEE corrente è più vicino, i redditi sono più vicini nel tempo. Nel tempo. Allora, telefonata, pronto? Mi sente? Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, sto aspettando. Sì, no, ma è in diretta signora già, prego. Sta parlando con noi, Buongiorno, aspetti che alzo perché sento pochissimo. No, abbassi la televisione perché sennò è peggio, ci senti in ritardo. Capito. Ci ascolti solo dal telefono. Va bene. Prego. Pronto, buongiorno. Sì. Signora, faccia una domanda in diretta. Buongiorno. Senta, da maggio dell'anno scorso è mancato mio marito. Allora, volevo un chiarimento che posso capire, che posso rassegnarmi anche, perché niente, ho cominciato il ritiro da parte dell'INPS della riversibilità. Io pensione non ne ho, avevano destinato, insomma, hanno rivisto tutto quello che riguardava mio marito, la pensione, eccetera, insomma, niente. Mi accorgo che nel 4º mese vedo che c'è un ammanco da parte dell'INPS, sempre va a ritirare la pensione, vedo che c'è un ammanco di 41 euro. Allora ho chiesto all'INPS, ho telefonato, mi hanno risposto dopo un po'
gentilissimi, chiarivano dicendo che la manco è per l'IRPEF, hanno tolto questi 41 euro per l'IRPEF. Signora, le posso chiedere, che rivista la cosa. le posso chiedere questa pensione, giusto, Non è pensione, la riversibilità. È reversibilità, insomma. no? Quindi non dovrebbero, incide dal 1° giugno, no? Il taglio anche lì? O no? La riduzione? L'anno scorso, lei ha detto l'anno scorso. Quindi che cosa le hanno detto di questi 41? Quindi l'IRPEF? L'IRPEF mi hanno detto che sono tasse, insomma, praticamente, che sono stati tolti perché hanno rivisto quello che avevano deciso fin dall'inizio, guardato bene, insomma, le cose, che me ne avevano dati troppi, insomma, e si sono presi 41 euro su questa riversibilità. Sulle detrazioni. Allora, mi permetto di consigliarle, se ha modo, poi non so dove abiti, dove risieda, provi a sentire tramite o i pensionati o il patronato che riescono a fare la stampa dell'OBISEM, che sarebbe la busta paga del pensionato. Da lì si capisce com'è formulata la sua pensione e il passaggio di cosa lei si può attendere durante l'anno, così lei si può controllare e sa già da più o meno febbraio-marzo cosa verrà a percepire fino al 31 dicembre con anche la tassazione della 13ª, perché quella fa per conto suo. Le consiglio di passare tramite lo SPI o l'INCA, così vediamo, e se serve possono intervenire se per caso hanno fatto un ricalcolo che non è dovuto, perché in quel caso, qualora abbiano sbagliato la determinazione della sua quota di reversibilità, possono procedere con una ricostituzione della sua posizione e eventualmente correggerla. Una cosa le dico, passi comunque per il CAF, perché lei, essendo vedova, lei è un soggetto che potrebbe essere interessato dal RED, quello di cui parlava prima Monica, la mia collega Monica, perché sulla pensione di reversibilità si ha l'obbligo di dichiarare se ci sono altri redditi oltre la pensione al fine di mantenere la quota parte di pensione di suo marito che lei già usufruisce. Per cui se fa un passaggino al CAF e allo SPI... Signora, facciamo così, perché forse le abbiamo dato anche tanti nomi e non vogliamo confonderla. Sì. Ha detto benissimo Graziano. Lei dove abita? A San Biagio. E allora c'è la nostra truppa. No, venga qui tra 10 minuti. No, scherzo. Allora, dove va? Quindi dove è più vicino? Può andare anche a San Biagio, che c'è la permanenza. Ok. O Roncade. Allora, o Treviso. Come al CAF di Roncade, al CAF di Via Dandolo a Treviso, sì. Giusto? A Treviso. San Biagio, anche Ponte. Quindi, prima per chiedere un po' la sua situazione, allo SPI CGIL il patronato INCA, insieme a loro, il documento che può interessarle forse più di tutti è l'OBISEM, dicevamo, che è quello per i pensionati, capire un po' qual è la sua situazione, e quindi tenga a mente un po' queste due cose e così la aiuteranno a verificare che cosa è accaduto, va bene? È stato rivisto comunque, è stato rivisto da parte di Treviso, dal sindacato, però mi hanno detto che è così, non c'è niente da fare. Io non ho nessun altro reddito, non ho pensione, non ho niente. Signora, guardi, io non le chiederò mai l'entità della sua pensione, perché non è giusto che venga detto in diretta, per cui se vuole lascia giù il numero, dopo la richiamiamo. Però da che posso capire, se l'ha già vista il patronato e quant'altro, molto probabilmente non ha proprio una minima, nel senso che basta che superi anche di un po' di euro il minimo, la no tax area tra virgolette per dirlo in termine tecnico, e parte la ritenuta IRPEF. Ma la ritenuta IRPEF non è che si ha solamente perché si hanno altri redditi, dipende da quanta pensione lei percepisce. Non supera i 1.000 comunque, non supera i 1.000. Signora, però la pensione minima minima è fuori dalla no 500, tax area, è fuori dalla tasse, no tax sì, area. è tassata. A meno che non fossero partiti con un reddito presunto diverso verso la fine anno. Hanno conguagliato. Esatto. Signora, faccia allora questa verifica, se ha piacere, appunto, oppure vi sentite poi con Graziano. Lasci il numero. Lasciamo il numero a Graziano, va bene? Grazie signora, buona giornata.
Allora, fermiamoci perché abbiamo saltato anche già la pubblicità, abbiamo poi gli ultimi minuti insieme, vi aspettiamo. Allora, ore 13, ultimissimi minuti, quindi approfittatene, poi saremo qua comunque ogni mercoledì, 0422 16 26 798 se volete chiamarci ancora adesso, anche perché Monica ci ricorda sempre che c'è questa opportunità. Che cos'è, Monica? Sì, è un'opportunità formativa, lavorativa, nel senso che stiamo appunto in questi giorni definendo l'avvio dei prossimi percorsi di formazione che di fatto ci consentiranno di andare ad assumere del personale stagionale nell'estate prossima, insomma nella primavera prossima, di fatto da aprile a luglio del prossimo anno, però diciamo che per poter essere assunti è necessario seguire dei percorsi di formazione che andiamo a definire appunto nei prossimi giorni, con una fase preselettiva che faremo avviare appunto a dicembre e poi proseguiremo nei primi mesi dell'anno venturo. Questa opportunità io la vedo come un'opportunità perché comunque consente a chi si approccia alla materia, ai nostri percorsi di formazione, di fatto di venire a contatto con una materia attuale sì, in cui tutti i giorni ci possiamo imbattere, perché parliamo e riscontriamo nella nostra quotidianità quando andiamo a comprare qualcosa, soprattutto se sono farmaci in farmacia, detrazione, deduzione, le tasse, la no tax area, sono termini che ormai non dico che utilizziamo tutti i giorni, ma sentiamo anche frequentemente attraverso i media, quindi sapere, conoscere è sicuramente insomma alla base anche per potersi destreggiare poi nella vita quotidiana. Ecco, se qualcuno è interessato, nei prossimi giorni andremo a pubblicare il volantino con tutta una serie di poi informazioni aggiuntive. Per lavorare con voi. Per prima venire ad informarsi con noi, a formarsi e poi a lavorare successivamente. Ricordo che comunque da quest'anno i corsi, a prescindere che sono sempre finanziati, ma il decreto ministeriale che è stato introdotto l'anno scorso di fatto ci consente di consegnare in mano a chi frequenta i nostri percorsi formativi un attestato con i famosi crediti formativi che già magari i consulenti del lavoro sono diciamo ormai abituati ad avere, ma però, che nell'ambito dei CAF invece tra virgolette è una novità. Quindi Monica, e poi se te una telefonata, cosa devono fare? Scrivervi? Sì, devono inviare il proprio CV a risorseumane@servizietreviso.it oppure ad accedere al nostro sito www.cgltreviso.it e lì trovano tutte le informazioni appunto che gli consente di intanto interfacciarsi con noi e venire presso le nostre sedi, se volete seguire i corsi appunto esattamente. E eventualmente lavorare appunto per la campagna fiscale, non solo, campagna fiscale intanto. Certo. Risorse umane @servizietreviso.it. Allora, telefonata ma velocissima perché se no non riusciamo a rispondere, abbiamo meno di un minuto. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Sì, mi sente? Certo. Sono la signora Giuseppina, che chiamo da Padova. Volevo chiedere una cortesia. In questi giorni ho ricevuto un oggetto di avviso di pagamento della legge 145 che io non ho mai pagato. Volevo sapere, ma questa legge è obbligatoria? Io devo pagare questi soldi? Graziano, di cosa stiamo parlando? Bisogna vedere che cosa le stanno richiedendo, bisogna vedere il suo stato. Allora, le possono aver chiesto delle delucidazioni appunto, come si diceva, sui pagamenti di una qualsiasi imposta, delle irregolarità, possono aver trovato delle irregolarità su degli oneri di cui lei può aver goduto. Ho scritto che... Scusi se la interrompo, volevo solo chiedere, la legge del 145 che è stata fatta nel 2018, ulteriori miglioramenti della tutela assicurativa delle persone, che io questa legge, questa cosa non l'ho mai pagata. Ma prosegua, ci sarà un titolo, un oggetto? L'assicurazione. Per l'ampliamento della tutela che tutela mi riguarda. È l'assicurazione delle casalinghe per caso? Esatto. Ma perché lei non l'ha versata? Allora le hanno accertato questo? Perché c'era l'obbligo di versare l'assicurazione delle casalinghe, i 12,91 euro ogni anno a titolo di infortunio sul lavoro, come se fosse una lavoratrice domestica, solamente che lei espletava le mansioni della casalinga. Ma
scusi, se io ho già un'assicurazione privata, perché devo pagare anche l'assicurazione dell'INAIL? Perché quella è una cosa dovuta dalla legge dello Stato, perché dopo lei si faccia anche un'assicurazione privata è un'altra cosa, ma quella, siccome l'INAIL con quella formulazione le garantiva una determinata indennità di malattia, tra virgolette, delle indennità per se si faceva male il gesso e via discorrendo, eventualmente era per darle queste, lei deve versare per eventualmente avere questa prestazione qualora lei si faccia male, né più né meno come i lavoratori. E invece se non la versano non ha nulla nel momento in cui, cioè può non versarla. Però la possono, ma è obbligatoria, era obbligatoria. C'era un bollettino? Monica, c'era un bollettino, signora, all'interno di questa... Sì, Possiamo chiedere di quanto le chiedono? 24 euro. 24 euro. Sono i 12 rotti, sembrano 2 annualità. 2 annualità, quindi 2 anni. In linea di massa sono 12,91 se non ricordo male. Quindi diciamo, Graziano, Giuliano, non è un consiglio, la deve pagare la signora. Questi 24 viene che leggiamo meglio, perché visto così, se detta così vediamo eventualmente se c'è qualcosa nel testo della lettera che spiega. Si può rivolgere al CAF di Padova tranquillamente, ci sono presso la sede più vicina, va con la letterina, gli chiede un attimino la delucidazione sul versamento, se è il caso di farlo, se per caso si può procrastinare nel tempo. Via della Croce Rossa, cos'è Padova del CAF? No, via Longhina. Via Longhina, sì, no, vabbè, sempre lì vicino. Allora, signora, grazie Giuseppina, buona giornata, ma dobbiamo chiudere, quindi provi a informarsi un po' meglio, ma le abbiamo spiegato cos'è allora. Grazie a Monica Giommo, Giuliano Maffei, Graziano Basso, ci rivediamo mercoledì prossimo, questa sera invece con i telegiornali a partire dalle 18:30, poi 20:10 alle 20:10 con il sindaco di Treviso Mario Conte. Grazie e buona giornata.